Bentrovati per Sicilian Secret, siamo quest'oggi a Caltagirone, a 68 km da Catania. Caltagirone è una cittadina splendida, ricca di chiese, palazzi e ville settecentesche. Caltagirone è uno dei comuni della Val di Noto dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità. Ma intanto andiamo a scoprire il personaggio di oggi, l'uomo dei misteri. Seguitemi. Mistero almeno questo svelato, siamo in compagnia del protagonista di oggi, il grande scrittore calatino Domenico Seminerio. Professore, innanzitutto grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie per il grande. Io parlavo di misteri nel presentarlo perché realmente l'opera che l'ha consacrata come uno degli autori più talentuosi nel panorama letterario siciliano è il manoscritto di Shakespeare, dove lei in forma romanzata sposa l'ipotesi delle origini siciliane e messinesi, in particolare del bardo, del grande William Shakespeare. Ci vuol dire quali sono gli indizi a supporto di questa così affascinante ipotesi? Ma intanto partiamo dal nome, perché William Shakespeare è la esatta traduzione in inglese di Guglielmina Crollalanza, che è la mamma di Michelangelo Florio, che io dico essere William Shakespeare. E poi una serie di altri indizi, per non dire dell'assoluta mancanza di notizie della vita invece di William Shakespeare. Combinando insieme le due cose, riempiendo i vuoti della vita di Shakespeare con i pieni della vita di Michelangelo Florio, otteniamo un incastro che io oso definire perfetto. È uno degli indizi che è venuto fuori di recente dopo la pubblicazione del mio libro, che a Padova alla fine del Cinquecento studiarono due ragazzi danesi che si chiamano Rosencrantz e Guildenstern, che troviamo pari pari nell'Amleto. So che alla mancanza insomma di indagine approfondita da parte di noi italiani messinesi, di contro c'è un muro che alzano gli inglesi, perché insomma togliere la paternità di William Shakespeare per loro sarebbe gravissimo, e so addirittura di azioni perpetrate proprio dai servizi segreti per tenere segrete le prove che porterebbero a un'ipotesi messinese dell'origine di Shakespeare. No, il problema è che ad esempio di William Shakespeare non è restato niente, neanche un rigo autografo. Ora, uno che scrive 156 sonetti, 2 poemetti mitologici, 37 opere teatrali, qualche cosa di scritto l'avrà pur lasciato. Non è restato niente. Autografi di Shakespeare sono solamente 3 firme che tra l'altro non coincidono tra di loro, quindi di lui non c'è niente, non abbiamo un suo libro, non è restato niente, perché tutto il patrimonio di Shakespeare furono segretate da Lord Pembroke. Può darsi che siano ancora custodite nelle case dei Pembroke oppure sono state distrutti. Quindi con buona pace degli inglesi diciamo che Shakespeare siculo fu. Diciamo che ci sono tante buone probabilità. Al Museo della Mandralisca proprio c'è un ritratto di Antonello da Messina, il marinaio, l'ignoto, che secondo alcuni richiama nell'incarnato, nella fisionomica, proprio il ritratto dello Shakespeare giovane. Sì, in effetti è stata notata sta cosa, perché uno dei ritratti attribuiti a Shakespeare, ce n'è 4 e tutte e 4 di fisionomie diverse, ma quello che raffigura l'autore da giovane, con l'orecchino, un po' di stempiatura, la pelle olivastra e i capelli neri, richiama nell'espressione degli occhi proprio l'uomo di Mandalisca. È stata notata questa somiglianza, diciamo. Noi celebriamo ai noi il 20ennale delle grandi stragi di mafia a Capaci e a Via D'Amelio. Ecco, il siciliano che racconta ad esempio Vincenzo Consolo proprio nel suo libro relativo a questo ritratto, cioè Il sorriso del marinaio ignoto, è un siciliano completamente diametralmente opposto a quello raccontato da Tomasi di Lampedusa, cioè del principe Salina, che ha una visione diciamo deterministica della Sicilia, dove avvengono dei fatti ineluttabili rispetto ai quali noi non possiamo far nulla. Invece Consolo racconta di un siciliano, il barone di Mandralisca di Cefalù proprio, che invece è un siciliano che si ribella e paga in prima persona la sua ribellione. Lei che idea si è fatta? Qual è il siciliano di oggi?
E i siciliani sono tanti tipi, così come la Sicilia non è un'isola, ma in effetti a ben pensare è un arcipelago. Tante isole quanti sono i paesi che nei secoli sono un po' restati isolati, ciascuno con la sua autarchia economica, linguistica e religiosa a volte, per cui anche paesi che sono a distanza di pochi chilometri hanno dialetti diversi, lingue diverse, addirittura caratteristiche fisiche diverse, no? Per cui abbiamo la zona araba, la zona normanna, la zona greca, eccetera. In questa grande varietà consiste la ricchezza della Sicilia, per cui quando si vuole stereotipare il siciliano su un personaggio letterario si commette un grosso errore. I siciliani siamo tanti, siamo 5 milioni e per quel discorso che faceva anche lo stesso Tomasi siamo un po' isole e quindi siamo 5 milioni di isole, ogni isola ha la sua caratteristica. Ora quando si vedono le fiction televisive, soprattutto queste moderne, ci presentano un siciliano che non esiste nella realtà, è un siciliano di fantasia che non c'è, che non ci può essere dall'altro. E va bene che c'è Riina e ci sono i mafiosi, ma accanto ci sono gli altri siciliani, Falcone e Borsellino. Ci dimentichiamo che sono siciliani pure loro. Chiunque venga in Sicilia, abbia la bontà di venire in Sicilia, il piacere di venire in Sicilia e soprattutto quasi il dovere morale di venire in Sicilia, troverà una realtà che è completamente diversa da quella che gli fanno vedere di solito da televisioni che ormai si sono orientate in un certo modo. Io lamentavo in un mio scritto proprio questa tendenza di venire in Sicilia a fare i safari fotografici dove c'era il mulo, dove c'era la vecchietta con lo scialle nero, dove c'era la coppola nera, la lupara, eccetera eccetera. Professore Seminerio, eccoci qui da Alessi, il più grande ceramista di Caltagirone. Ma direi uno dei più grandi ceramisti d'Italia, riconosciuto come tale da tanti critici, devo dire, e che sta portando avanti il buon nome della ceramica di Caltagirone con le sue creazioni e soprattutto con lo studio dei colori. Come si può vedere qua ci sono dei colori meravigliosi che sono quelli della tradizione, colori che ricava lui personalmente con le tecniche antiche. E allora, professore Seminerio, a chi ci sta ascoltando che avesse intenzione di fare un giro in Sicilia, cosa consigliamo di vedere? Dunque, sicuramente Caltagirone, perché è una città molto antica, è una città molto bella, una città che almeno nel centro storico ha saputo conservare molte vestigia del passato. È una città intrigante, una città che offre tantissimo ai visitatori, una città anche vivace da un punto di vista culturale e basta vedere le botteghe della ceramica per rendersi conto di come l'arte qui sia di casa. Benissimo, per Sicilian Secret è tutto, da Silvia Ventimiglia, alla prossima.